Trena! Ma che le te magna all'orto. No, lei pisava, vuoi pisare con anche. Che io la corda a finire in abito con l'esagerazione. Vai avanti! E comincia a capire che se non si prende atto, e cosa abbiamo? Frattagli educanti del bosco, roveri, spini, serpenti, no? Io dico la verità, se è da fare, motivamente, a metterlo a bruciare come chi lo faceva con la forestale, a pezzi, e cominciare a pulire e tornare a ordinare un po' i pascoli, se no la montagna è finita. Ma non solo, la carne no, perché la latitudine è certa, ma qua, tutta la pedemontana, allora un disastro Nino, Sì. è un disastro. Allora l'alto, i pascoli. Sì, guarda che stai là, Dio fa Ti stai là? Perché c'è panna passuta Ti io. da panna passuta. Quando ho camminato io vedo. E mi piaceva, sono sincero, ero proprio, li mettevo in pausa a mezz'ora e deve osservare foibe, tutte le robe che erano di vecchi, perché dentro, sulle maglie del Jais, lì chiamavano le caserute, io lo chiamavo il Kenio, era 18 casere in sasso. 18 Ma casere. che te mi credi, come che hanno fatto a mettere in piedi, ma massi di un'altezza più alta di Rigatol qua, di 3 metri, no? Larghi 80-90 per un metro di largo. Come gli ha fatto a mettere in piedi sopra chi la strada? Quanta gente, ma come l'hai fatto? A trainarla, a portarla su un... Sì, il Kenny è bellissimo. Però dopo che non si è più Lorenzo con le fede 2 anni adesso, le Lorenzo è passato un metro a Carlo, se lo torna a mettere in piedi, è tornato un disastro. Una bellezza dentro, è stato il Castellato. Che internamente le confini con Barcis e Montreal. Ma fai partire, io che mai da Dio che erba, era con Walter lì che te lo conosceva. Sì, Pele. E io Pele, Pastor non dorme mai. Dio che vita che aveva. Ma lui era una potenza. 5 litri di vino. Cominciati alla mattina, alla sera bevuti. Clinton, sai che lui regala i vigneti, vigneti, un po' di vigna, di Clinton. E allora vigna dopo questo Clinton, aveva tutti i lauri qua, viola. No? Devo ancora avere qualche fiasca con scritto Clinton, non so se era delle sue. C'ho qualche fiasca con su scritto. E lo vendeva l'uva da sotto Bassano lì, dalle terre. E lo diceva, mi sa tanti che scaibai, io l'ho detto no, che l'uva lì, no? E la vendeva, aveva un 7-8 quintali di uva, l'aveva tutto Clinton lo so. Non sono mai stata a casa sua, lui c'era là un po' di vigneto, cioè, non 28, vide vecchie, però il Clinton lo vendeva, Dopo se stufava di star con uno andava a dare una mano a quell'altro. Baio. E dopo quando era stufo nero fa non si poteva parcare per su di lui. Se non beveva poteva lavorare con lui. Sì, perché, ma aveva passione anche degli agnei, aveva passione. Sì, degli perché ecco, brava. Allora io sono sincero perché mi diceva che l'alcol è la rovina della gente. Dei pastori soprattutto. Ecco, perché mi dice la verità. Allora, lui non aveva limiti, perché quando che l'aveva cominciato, basta. Tu stai certo che lui doveva fare proprio il pieno. Sì. Guarda che la festa di Alpini, mi ricordo sempre, te racconto, da quelle non le barzellette. Allora, porta su, perché lui beveva il caffè corretto, gli porta su la gnappa, la gnappa. E lei è la festa di Alpini del Cavallo, e va a fare la festa, va bene, tranquillamente, insomma, lo ha salvato, ha buttato imbriaco in parte la strada che stava su in collalto, lì nella creta Alpini, tra l'asfalto e l'erba, non me l'era 3/4 fuori in l'asfalto, e le macchine suonavano, lui l'era buttato lì, imbrassato, in un corno tu guarderai,
Allora, capitano, Ora che fisico, cioè. io candidato. Al capitano in casara, e guarda che buttati do e non va problemi, l'era con un altro doi. Radio Birichina, sempre lui tutta la notte con la radio accesa. Pastor non dorme mai, senti che musica! Siamo stati in Senti che... Allora, bevo la bottiglia di gnà. Dopo de... Sì, insieme agli altri due. Sempre E dopo che ho fatto la vipirendo, tre bottiglie. Allora mattina mi fai, dove c'è pagaita che ti dà la correzione, no? Che ho visto che era già era poca roba dentro, no? E come la prugna la gnappa è diventata, no? C'è poco che ti metto la correzione dei capelli. Si ricordava. Perché il palco... Se pensava. Fino a parte... Che personaggio. Dai, che era un personaggio. Parliamo delle maglie. Sì, sì. Qua i miei bisnonni erano Barzan della parte della mamma, che il Tassan, io da Marsure che mi pare era NN, figlio, dopo la guerra, prima guerra mondiale. Sono arrivati da Erto, erano sconfinati dai Doge e Venezia, due fratelli, Barzan. E ha sconfinato a Erto, dove ti parlo della vita delle maglie. I due, di buona condotta a Erto, li ha liberati ed andati a fare la famiglia fuori. E si è fermato a Costa, i due fratelli, che ancora quella bicocchera di casa con statuatoia che mio nonno, vedete che era i menoni del 1821, sono arrivati nel comune di Aviano, i due Barzan. I due Barzan, i due fratelli, grandi lavoratori, e si ha messo un soprannome per distinguersi anche da... Allora, uno si è messo il soprannome dei Mori e uno dei Menios. E si è adibito a sposare e a fare famiglia. E a fare famiglia che gli ha acquisito dopo le case di un'altra, sempre della costa, di Barzan, Rinda, che è sempre in parte, e ha fatto nel Fornon, la cruda del Fornon che è nominata Creanza Storica, una permanenza a fare una casa, pensa, ancora lì, chiudendo la chiusura dell'entrata della crota che sta dentro una ventina di mucche, e gli ha tirato giù l'acqua dalla sorgente del Fornon che alimentava Aviano. Con i sassi ha fatto tutta la tracciata di 1 chilometro dalla valle, gli ha tirato dentro e lì ha fatto la prima permanenza. Da lì sono partiti, no? E ha cominciato a comprare maglie, montagne. E ha comprato la casera dentro Cellernica, casera Barzan, che era di Mori, della parte del mio nonno. E i Menios gli ha comprato la casera del medico, quella che dopo l'ha venduta, i Barzan l'ha venduta al dottor Pugliatti da Sano X. La casera del medico che è lì, quella che dopo l'ha acquisita la comunità montana e via di seguito, adesso è comunale. E lì sono partiti i Barzan. Da lì gli ha cominciato a mettere le due famiglie che aveva sempre da parte del mio nonno, avevano 3 maschi e 3 sorelle. E acquisiva, allora i Menios gli aveva la Malga Valli, la Malga Pian delle More, no? E poi avevano la Montelunga e il coso, il prodotto, che rimanda che sempre perché la Montelunga. Allora, cosa succede? Succede che la prima guerra mondiale nel 1915 i 3 fratelli Barzan dalla parte del nonno e più gli ha chiamato a Sassoporapare come si dice insomma in Africa, ma non di leva, uno che ha fatto già il militare, se succede una guerra ti chiama, richiamato. Sì. Hai capito? Sì, e io io avevo la fortuna di tornare a casa tutti 4. E anche dalla parte di Menios, io partito in 4 frades,
invece Gigi Barzan, no, siccome che aveva 8-9 fioi, io l'ho lasciato a casa, Ah, ok. sempre dei Barzan. Sì, sì. Io gli ha fatto tutta l'Etiopia, gli ha fatto tutta l'Africa, e io è tornato per la Grecia, io è tornato a casa da qua. Però, nel frattempo, le sorelle, le figlie, di Barzan dei Mori, pensa che la femminone, Femminone. sì, ma gli occhi erano tre bestie, li aveva su, ci sono ritenute le maglie, pensa un poco, la casera Caserate, Belpreda e Piamazega, una sola ogni casera, pensa. Li aveva, che ho avuto io, fioi che i genitori erano via all'estero, gli aveva 500 pecore ciascuno, di ogni maglia da Molde. Sì. Questo ti parlo nel 1917. Sì, durante la prima guerra Prima mondiale. della prima guerra mondiale. Ma era una sorella per Maga, uomini erano tutti in guerra Erano in guerra. e si arrangiavano da sole, Sì, da sole, le tre sorelle. con 500 pecore. Sì. 1500. Sì, 500 500 per ciascuno. maglia. E allora è rimasta la casera Barzan, Che donne. la casera Barzan, facevamo tre applicazioni. Con l'alto all'inizio, perché la maglia bassa viene su con le mande e le federe viene concordo con tu non l'ho conosciuto Geremia sulla via la Stadina Terra per sulla cultura. E invece le vacche, le manze, le vacche erano in Piamazega e dentro Piamazega era mia mamma fino agli anni 72. E dopo la Molat, le venuta a finire con le mande, gli ero lasciato Angelo, brave, con le vacche da latte. Vabbè, Era un rapporto dei confini tra pastori che dopo le è stato dimenticato negli anni dopo. Ma fino agli anni dal 95 e fino al 2007-2006, no, era un rapporto abbastanza ben pacificato. Dopo le mie altre squadre. una volta era più Pascoli. Era Prati. Sì, Pascoli. E dopo Prati. c'era la possibilità, il Celino era libero. Esatto. Dopo tra il SIC, tra la flora protetta, tra la fauna, tra il porco Giuda e tutta, Non si sapeva più dove andare. E allora si litigava per quel poco di che era terra stato? che era rimasto. Ma si pascolava tutto, si pascolava anche Ma lì. quello che toglieva Cadò, se ti ricordi, che te lo faceva 1000 volte Cadò da casa delle Le soppe. zoppe, madonna. Ecco, sarà stata una porca, di quando è che non ero. Bene, no, era, Beh, se vai là adesso ti viene da piangere la casa delle zoppe. Tutto viene su, tutto a frassini, alberi, erba alta così. Tutto un che disastro, disastro. che bei pascoli che era. C'era anche l'acqua lì. C'era la risorgiva lì. No, c'è ancora. Insomma, e la mia donna non è Pulita, fresca. l'era il Ciala, all'era del passaggio all'era Guglielmo del Molin e dopo l'era Anza Franco. Manuele il mio dopo che la sta messo che la cena sotto che 4. Dopo e dopo è ripassato la mia so Candido che veniva in Drio, la mia so Virgilio, passava per lei che si fermava che era Candido e Virgilio. Dopo era a Tredoi, chi era che a Tredoi, aspetta, che si fermava 3-4 dopo e partiva via. Albino forse? Albino, ma si fermava un letto, e dopo caricava quei camion. Non si può più pascolare lì. Non si può. Lì che dove abbiamo perso una roba che era non una pulizia, era il benessere dei fiumi, dei torrenti, ma adesso spendi milioni di euro, no, per mandare a fare cipato e tutte le balle varie che sia in balla là, con quella rotto presa lì, spinta, ma e ne tu cammina più. Non cammini più. A te al Ponte Giulio ti andavi sempre, ti vedevo sempre sotto il Ponte Giulio là. Io quanti era il mio posto. Là sì. Io che tranquillità che era. So. Io sono sincero. Lì ed era il risanamento delle pecore. Era un'erba magra,
però molto, ma molto, bisogna ancora quel cotico di quello che era la flora di una volta. E si rinnovava, era ogni anno l'erba bellissima, Sì. proprio veramente quella che fa fiori di tutte le specie. L'era sotto, quelle leguminose che non esistono più adesso, le sparite. Sparite perché? Perché le ha mangiate il pascolo. E compagni le montagne, mancato le pecore, le mie solo roveri, spini e lupa. E tutte erbacee che non erano prima esistenti. Ma infatti anche ieri La mucca, dicevano io sono sincero, e lo sa già mio figlio, lo so qua. La mucca è un grande animale da montagna, però non è un animale creativo del pascolo, perché intanto ha degli animali pesanti e la sfonda il terreno, la fa inquinamenti anche nel camminare, perché la fa passaggi lunghissimi e tracciati che non vanno bene per il pascolo. La feda è il verde totale della natura. la pecora è la migliore, sì, per pulire. Oh, Le capre più vanno... le capre le va bene a nel bosco, lo tengo in trio. Sì. Foglia. Te lo tengo fra cadrento, non viene fuori al bosco da che le lecciare. Resta non è, fermo. L'unica roba che lecciare che ne aveva sempre 160, 150, io quanto lecciare. Succedeva questo. La prima andata che davano su quello statuto di San Malghivo, entravano le pecore. I primi di giugno o gli ultimi di maggio salivano le maglie le pecore e andavano nel campigolo proprio dove pascolava dopo le mucche. Stavano dentro 10-12 giorni, ripulivano quelle erbacee diciamo primaverili che erano un po' non dominate dopo dalle mucche, che non arrivava a tenere le ferme. Loro quelle ceppaie lì e mandravano per pascolo. A 10, 12 o anche prima, dipende dalla stagione, arrivavano sulle mucche e le pecore dovevano alzarsi e avevano i magri, diciamo la parte più pericolosa, più diciamo così, non era il bosco che è oggi, era meno bosco, no? E andavano sulla parte alta o la parte più sterile, più corta. Però la mucca la teneva conto fino al 7 settembre, l'8, e di nuovo quando la moticazione veniva dalle bovine, andavano a casa, ritornavano le pecore di nuovo e davano l'ultimo colpo di grazia, la ripulitura della montagna. Ecco. E non c'erano tante ecco, brava. E non era problemi dell'inquinamento che è oggi, perché anche oggi tra gli apparecchi che abbiamo sopra, delle linee che va in Germania, che va dentro dappertutto, questa parte della NATO, ma siamo inquinati al 100% tutte le maglie dalla Carnia a tutte le Alpi e Prealpi, le inquinate dai stimolatori, quelle robe impressionanti. Adesso dai Nino, voilà. Faccio per dirti che se abbandoniamo i greggi nelle maglie finiamo i pascoli. Sì. Basta, questo è il discorso. Perché la mucca la va accudita nel buono e non in dove che la pecora la va a rincurare tutte quante le parti peggiori e migliora l'ambiente. Certo. Questo è il discorso. Il discorso della salita, del passaggio dalla pianura alla maglia, alle montagne, no? Abbiamo 4 sentieri, non uno. Il primo, che è il più bello, è quello che fa il percorso negli anni che non era né macchine e neanche mezzi di trasporto, per i muli, per il trasporto dei prodotti di Maiga. Il secondo è quello delle mucche, per la transumanza, per l'alpeggio, il carico e scarico. Il terzo è quello del pedonale, dei pedoni, e il quarto è quello delle slitte, che è quello del peggiore, per portare giù il filo, l'igname della Maiga, delle montagne. Ecco, sono 4 sentieri. E tutti si dicono, come mai che le doppie, come mai che è così? Una volta, a dare la statale, la comunale, la statale, dopo la provinciale e dopo, no, le autostrade. No?
C'era avuto invece era 4 sentieri nominati perché c'erano 4 sentieri che erano uno un po' meglio dell'altro per via del trasporto di cosa avevano nella schiena. I muli erano trattati migliori, non c'era il salto, cercavano di farlo un po' più ampio, più largo. Ecco, e quello era per il trasporto che portavano giù il prodotto di Mamaiga, formaggi, ricotte, burri e tutto il resto. Bene, bestiario, roba, non correva tante robe, bastava un sacco. Un conto era salire a piedi vuoto, un conto salire con una slita e corde, un po' del mangiare, ovvero sia si portava su anche qualcosa per tagliare, non erano motoseghe, ma c'era marasconi e manere, casini. Boh. E allora era sempre un 30-35 kg di peso in schiena. E c'erano i paus. Prima di arrivare su, diciamo, sia in maglia che nei boschi, diciamo, di taglio, perché la montagna non è come tu la vedi adesso, era pulitissima. Qua giù non esisteva nessuna piantagione, era tutta sfalciata. Tutta sfalciata, tutta. La montagna dava frutto di fieno. Il fieno, il 50%, che è sfalciato sulle montagne di tutta la pedemontana e tutta la frazione, diciamo così, andava a consumarsi, no, nella pianura. Lo vendevano per prendersi qualcosa, un po' di soldini, perché giù non avevano le quantità di foraggi magri sufficienti, buoni, per darle alle bestiame, per risanargli anche un po', l'erba medica e tutti gli altri foraggi grassi, no? Non era come che loro accusivano il fieno magro della montagna per darlo alle mucche e specialmente ai cavalli, no? Delle maglie, delle montagne, capito? E lo spacciavano, lo vendevano e prendevano un qualcosa, o se no lo cambiavano addirittura, gli davano un po' di mais, che magari venivano anni di siccità e non facevano, quando noi non avevamo terreni argillosi, terreni pesanti, in pianura invece producevano mais, e allora gli davamo del fieno, della legna e altre cose, sempre requisiti delle maglie, delle montagne, in cambio di mais e farine per fare la polenta e per fare anche il pane, capisci? Sì. Della pianura. La montagna non era così, o anche roba fatta di legno, come che era tutta la carnia, come era tutta quanta la parte, diciamo così, superiore, che producevano cose con legno bellissime, perché dai cesti a tutto il resto, ecco, e là si viveva. Ma si viveva? Sappi una cosa, chi fa il pastore, prima di tutto, ha più un compito di un avvocato, di un pretore e di un giudice, perché ha una responsabilità di un animale che non parla e non capisce, hai capito, di qual è il pericolo, di quale che è nocivo all'erba, di quanto è la strada o tutto il resto. Allora, quando si fa il pastore bisogna capire due cose: saperlo godere, sapere il modo giusto, i pascoli, l'ambiente, quando è un rapporto di natura che si può dire questo non va bene, questo è un prodotto che posso stare fino a questo limite, perché anche tutto quanto quello che abbiamo nei terreni pascolivi non sono tutti quanti capaci, buoni, come che può essere di noi che speravamo una volta di trovarsi nell'ambiente un pascolo di erba sana, buona. Oggi si può trovare anche qualcos'altro che non va bene. E di lì ti rimetti la vita degli animali. E allora dopo chiediamo come, il perché. Ed è la prima cosa che dobbiamo capire noi, dove li portiamo a pascolo, cosa li facciamo mangiare. Hai capito? Dopo, quando si comincia ad arrivare a un certo limite, che le cose non cominciano ad andare bene, entriamo con la sanità. Che la sanità, anche noi qua presenti che siamo, non è che con la pastiglia guarisci, ecco, ti aiuta, ma non è che ti fate quella grande. Ecco. La difficoltà è dopo che l'animale, una volta che ha avuto dei problemi, rimane un po' debole e ritorna in vita normale e può anche succedere qualcos'altro che non
è più un animale sano. Prima di tutto, dopo si può dire che questo, che per fare il pastore bisogna essere capace di allevare agnelli, e per allevare agnelli, perché sono quelli che danno la vita, come che il mondo va avanti, no, che cammina, il problema ce ne sono tantissimi. Intemperie, borrasche, saperli dove la notte metterli a riparo un po' dalle correnti d'aria, dai pericoli, dai lupi, dagli animali selvatici, dai predatori, perché sono quelli che ti fanno, capisci? E dopo accoglierli in un ambiente buono quando sono figli di una certa età, tenere al riparo, dargli la mamma quando è ora, ritornare a ricaricare, ritornare a rimangiare. Se non mangiano bisogna capire se hanno problemi di salute, di diarrea, di robe. E questo è tutto compito. Quando vai al pascolo, le pecore, uno che non nota una pecora che non mangia, è lui il custode dell'animale. Ci hanno 1000 animali che mangiano. L'occhio tutto il giorno è sempre sopra a dire che non vadano in pericolo, che non vadano a farci del male, e questi mangiano vuol dire che c'è un problema dell'animale, che non sta bene, e bisogna intervenire, capisci? E intervenire mala svelta, perché quando ti accorgi è troppo tardi qualche volta, capisci? Perché l'animale non parla, l'animale non ti dice guarda che oggi non sto bene, te lo si fa capire quando è troppo tardi, che qualche volta ci sono delle mastiti, ci sono delle cose che non vanno per bene, no? E bisogna sapere vederlo che non mangia, quando che tu vedi che dall'occhio, quando lo lasci fuori dal recinto, lo vedi già dal comportamento nel camminare, nell'occhio che subito cambia vigore di vita. L'animale quando non sta bene cambia anche l'occhio. E un buon pastore queste cose le deve sapere, e non è facile, ci vuole prima di tutto un buon rapporto con loro, perché bisogna essere sempre insieme e non puoi farlo un giorno alla settimana e poi lasciare un altro, perché se tu sei sempre tutto il giorno dietro al tuo gregge, tu lo capisci il comportamento e tutto quanto il resto, hai capito? Sia la zoppina, sia tutto il resto. E questo è un rapporto di uomo-animale a qualunque tipo che sia, dalla pecora al cavallo, alla mucca, al porco giuda. Ecco, questo è il discorso della natura. Il pastore è il primo maestro che insegna la vita alla natura, perché lui proprio lo deve capire, si deve gestire da solo la natura, il comportamento della natura, che sono gli animali e tutto quello che va dietro, capito? Questo è il discorso che il pastore non è più, al giorno d'oggi, a camminare anche per le strade, non è più una cosa facile come era ai tempi. Ci sono di tutti i problemi, dalle autostrade alle ferrovie, alle troppe macchine, al comportamento della gente che non è più leale come una volta, le disturba qualunque cosa vada è sempre colpa della pecora, è sempre colpa dell'animale, è sempre colpa del pastore. No. E queste robe qua c'è qualcuno che lo capisce, ma il 50% ti dà sempre contro e ti taglia le gambe. Non capiscono di com'è la situazione del pastore, il comportamento, diciamo così, della strada che deve percorrere per farsi, diciamo così, il cambiamento dei pascoli, cambiamento, diciamo così, di zona anche per fare gli alpeggi, per fare tutte di ritorno, di andata, no. E allora, dove va? Con l'elicottero dove porta il bestiame? Se tutte queste strade che hanno intralciato, diciamo così, le montagne, le hanno tagliate per metà, i sentieri dove si poteva percorrerli senza entrare negli asfalti, e hanno tagliato i sentieri, si potrà pur camminare, si potrà pur fare la transumanza e portare gli animali a mangiare, sì. Dove andiamo? Certo. Allora ti dico. La cosa più facile e molto il carico, diciamo così, primaverile, come anche lo scarico autunnale, sì, la transumanza, diciamo, di carico e scarico, il comportamento dell'erba. L'erba viene fuori, si alza di altitudine secondo la stagione, secondo che è il clima, e anche noi dobbiamo seguire la natura. Dobbiamo salire la montagna secondo che l'erba ha la vegetazione. Allora, se io vado su a 2000 metri, ai primi di maggio non ne trovo erba, ecco, capisci? Allora bisogna fare gli ostacoli, la transumanza va comportata spesso
di strada, il pezzo di pascolo e avanti, finché si arriva a determinata altezza dove l'animale sta tutta la stagione estiva e pascola fino all'autunno. E l'autunno è uguale, la discesa. Perché? Perché la campagna fino a un certo tempo non ti dà la possibilità di pascolare perché c'è l'agricoltura. Finita l'agricoltura, l'animale va a ripulire, la pecora va a ripulire quello che ha lasciato il contadino. È l'animale che toglie quello che è rimasto dall'agricoltura. Non è che vada a far danni, raccoglie quello che è rimasto dall'agricoltura. Tutto lì. Non ha bisogno di dire ma fa danni. Sta il pastore a non commettere questa infragilità, di comportarsi bene e far notare che la pecora non fa danno se è accudita bene. Pulisce l'ambiente. È tutto qua. Basta. Ecco, questo è il discorso. Dopo la gente si può dire che che il giorno d'oggi è cambiata la mentalità, non solo sugli animali, sul pascolo, è cambiata la mentalità su tutti i riguardi della, diciamo così, salute e un rapporto tra gente e pastore e animale. Perché chi non ama gli animali non è una persona corretta, non è una persona che abbia un valore, diciamo così, umano e produttivo un domani anche per i figli, che il mondo non si sa come va a finire, non si sa come va i cambiamenti, si può avere bisogno di tutto, di questo e di quello. L'animale deve essere sempre tenuto in un rapporto di vita con come è tenuto l'uomo e portarlo avanti con dignità e un buon rapporto di salute. Ecco. E le cose anche non belle te le ricordi ancora di più, perché sono quelle che ti hanno dato più un rapporto, diciamo così, molto pesante in tutti i sensi. Non stiamo a parlare della morte, ma di incidenti, di cose dovute che tu potevi anche evitarle. È uguale, è lo stesso sistema di vita con l'ambiente, con gli animali, è un rapporto che ti devi saper comportare con la natura e con quello che ti trovi davanti, e devi sapere che non sempre le cose vanno a termine come tu le pensi. Perché se tu pensi che le cose vadano sempre bene, vuol dire che il mondo non è corretto. Perché Dio denaro è quello che è stato la rovina del mondo. E quello ha abbandonato tutte le più grandi cose belle che erano e hanno trascurato le cose dove c'era un po' di significato e di rapporto umano e non come che c'era una volta le guerre, e adesso stiamo ricominciando a capire che le cose non vanno più come nel senso giusto che dovrebbe essere il mondo un po' in pace, perché adesso non abbiamo più pace, Ma tu che io ce l'ho il mio. Qual è il tuo momento della giornata che preferisci? Allora, la sera, quando gli animali sono ben affiancati, ben a posto. Problemi ce ne sono sempre, però la sera, se le cose vanno bene, l'animale che sta ruminando, gli dai una controllata, dici guarda, anche per oggi è andata bene. Adesso penso per me, mi metto su un po' di... Io mi riguardo una cosa, che prima di partire da loro, o anche se con la roulotte o quel che lei, tu fai il giro a piedi, torno al recinto, ti dai la controllata. Tu nota che magari al giorno ha avuto problemi dei rumini, non mangiava, o nel parto, tantissime cose. E la vedi che è tranquilla, che rumina, o ha sotto l'agnello, non, che prima non lo voleva più. Comincia a avere, no? Un modo di tranquillità, perché la sera proprio l'animale è tranquillo, la mattina è diverso, la mattina è in disagio, comincia ad aver fame, comincia ad avere problemi, diciamo così, che sa che ha bisogno di essere fuori per recinto per andare a sbobare, mangiare, e non sa che la giornata è difficile anche per loro perché non trovano sempre la cosa buona. Però la sera che tu sono comportato bene nel pascolo, che hai trovato un buon, non un normale pascolo, e trovi la buona giornata ideale, anche
con non tanti problemi di borrasche, di temperature, favorevole nel senso che non è stata proprio penale per loro. E tu vedi alla sera gli animali si accodescono, si buttano e chi rumina tranquilli, sono in pace, ti rendi, vai in pace anche tu vai in pace. E tu la sera, la femmina mi chiede sempre. Sì. Sì. Allora, un pastore, Luciano, te lo dico anche qui, compare sempre come le rute, guarda che benonta sera, no? Togli Dio Borgo, le rute di avvelimento. Perché compare? Io poi le rute di avvelimento perché non le ho mai abbastanza, che hanno il porco giudice, sei un mai contento, no? Mai contento, ma dai, Dio. Perché gli di non passuano, mai passuo. No, che le rute di avvilimento non mai detto. Sì, sempre lui. Siamo un po' come le rute, no? A posto stasera, togli quelle rute di avvelimento. Avvelimento, pensa un po'.